Mandi dal disegno per furlan che tu ti visi quando tu sei lontan non tu vioderà cui sapere troppo. Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del corso Imparare il Furlan, un corso che ci dà le nozioni di fondo per imparare a leggere e a scrivere il Furlan. Se si pensate, la volta stata vengono tutti instrutti tutti gli argomenti che vengono affrontati in data che vengono passati insieme fin tra mai come. Non state a credere però che le regole del Furlan siano finite tutte qui? Andenti e mombi al poties di Davuelgi e poi ricordate sempre che in ta vita non si finisce mai di imparare e che queste regole a val di sicuro anche per il Furlan. Considerate il fatto che tutti voi già avete tante voglie di imparare, insomma di oggi sei sentati davanti alla televisione in cucina col quadernut, penne taman, magari la femmina che dice all'uomo tacidin che scrivi queste robe qui se no non senti. E potete immaginarsi troppe regole che su la scrittura da quel che avete detto fin tra mai come. Sono anche robe difficili da vendere, ma de robe semplici che si può intendere a mente senza tanta fatica. Se si pensate, in una delle prime lezioni avevano spiegato un gran ben due consonanze, lo vedete anche la volta stata, la C e la G. E avevano aiutato in tante maniere diverse che si poteva scrivere queste due lettere. Come, plan plan, nelle prossime puntate, alla ringa scoperta di come si scrivono i suoni del Furlan. E per attaccare il not, attacchiamo con la Z. La Z è un suono, come dice, ecco, come è difficile a girare il canale, guai, un suono fricato sort. Vi abbiamo detto in una delle prime lezioni che i suoni di una lingua vengono nominati in base a come il suono esce fuori dalla nostra bocca, dal nostro cuore. Che suono è fricato perché si sente come una vibrazione quando la lettera viene pronunciata, la Z, sentite? Z. I suoni si dividono dopo, vendete in sorts e sonors, se si pensate, in base a vibrazione delle squadre vocali. Us vedete in una delle prime puntate, facete la prova, mettete un dito qui al gargat, come si dice, e provate a sentire, se quando dicete un suono, sentite vibrare, che sarà un suono sonoro, se non sentite vibrare, è un suono sort. Ricordate che gran parte delle lingue neolatine derivano appunto dal latino e anche il Furlan rientra in queste categorie. Difatti questa Z dal Furlan deriva dal latino T, la Z, come vi faccio un esempio così arrivate ad ora di capire. Noi in Furlan diciamo lezione, per dire lezione, e questo deriva dal latino lectionem. E adesso che suona qui dal latino si trasforma in questo al Furlan e anche dall'italiano, perché l'italiano è lezione compagno. Se diciamo stazione, la stazione dei trenos, deriva dal latino stazionem. Stazionem. E facciamo un esempio, qualcuno di voi già avrà anche un vizio, e questo è il latino vitium. Come che io dico, queste T vengono sempre trasformate in una Z. Di marcare il fatto che in qualche variante furlane queste Z sono fricat sort, che vorrebbero essere pronunciate proprio come una Z, in realtà vengono pronunciate come una sibilante, come una S sorda. Perché se ad esempio
a fazer gente as varietats furlanes e tiarnieles, não dizem nem a lezione, la stazione, no? Non dizem stazione con la Z marcata, no? Quindi bisogna pensarsi che ciò che si scrive in grafia ufficiale alle queste, in qualche varietà che sono a posto diciamo, mudarsi in un son, in una S sorda, si sente di appunto lezione, stazione, il vici, no? E come abbiamo fatto la Z, per stare sempre ben in tema, a trattin il son che abbiamo appena detto, vale a dire la S. La S è una consonante sibilante e questa è la sua descrizione. Perché quando io la pronunci, salta fuori un sibil. Facendo le prove davanti a spieli. Questa può essere sorda, e vi detto in questo caso le squadre non vibrano, oppure o ben sonore. Questa consonante. C'è molti la scrive, perché è a chi che non va a derivare, no? A si può chiatare, che sorde in principi, in quarp e in fin di paraule. E hanno presente fastidi di sorte, perché se non la viene in principi, a scrivere sedon, cucchiaio, il savon, il sapone. La podentiatà anche in quarto di paraule, che qui è una parola tipicamente furlana, il chiast, noi diciamo ad esempio sotto i cops, per dire l'ultimo plan da chiesa, no? Alla sua dalt, la che si mette in tutte le robe che non si sa dove la mettiles. Il mush, ecco che viene la S in fin di paraule. Il mush. Bisogna ricordarsi però che quando questa S è assicciata tra due vocali, si dice così in furlano, in doppelé, vale a dire, si scrive doppelé, questa è l'unica consonante al furlano che si scrive doppelé, tranne il caso da N, che dicevi in una vecchia grafia sono ridotta ad esempio a negare, che si dice innea, una volta lo scrivevi con dos N, invece la grafia 9 dice no, ci rendi evitare per piacere, l'unica doppia che si può mettere è la S tra dos vocali. E allora facciamo l'esempio, se io da scrivi rosse, chi ha le cemuse rosse che ha il frutto è? A chi ha una vocale e un'altra vocale, ecco allora che si indopplia, oppure la S, scusate, oppure la parola fasciut, che sarebbe un piccolo fasc, e anche qui ha una vocale prima e una dopo, e la nostra S si indopplia. Anin come aiuti, quando che la consonante diventa sonora. Facciamo un esempio, perché detta così può voler dire tutte noi. Se io ad esempio hai da dire una volta il diminutivo di Giuseppe, lo chiamavi Zef. Sentite che questa S a noi compagna di che da Sedon. Io dico Sedon, ma dico Zef. E se voi provate a mettere la mano da sguardo, quando dice la parola Zef, a sentire che vibri. C'è molto da scrivere lui a questo. La grafia dice che per segnare una S sonora, come che di Zef, oppure come un'altra parola, gimina, sapete che dice frusciare o tocchiare, gimina è una parola che rinde dal furlan. Non stiamo a tradurre che voi l'avete capito. La regola però da grafia dice che per rendere che son, io da scrivi sì la S, ma metti un apostrofo quando è all'inizio di parole. Perché? Perché in quarto di parola si scrive compagna che chiate. Per esempio, se ho da dire la rose, sentite che rose, rosse, sentite la differenza dai sons. Oppure un'altra parola, la rasade, oppure l'usor. Queste parole che io in inglese tu dici, ma se questa è una S compagna di questa, in realtà se provai a dire i sons, a sentire che sono un gruppo diverso. Zimina, Zef, sedon, savon, chiast.
E allora bisogna pensarsi che per scrivere che sono qui bisogna dare stare attenti di una roba fondamentale. Si scrive quasi perdut compagni, all'infur di quanto è metodo tra dos vocali che allora diventa doppie, oppure quando è sonore all'inizio di parole bisogna marcare che sono particolare con l'apostrofo. Insomma è difficile, ma però dopo basta fare un po' di allenamento e diventa semplice. L'ultima roba è come ho cancelli, con scritto, se no faccio le lezioni di ripetizione. Quando arrivano le domande, non vi capite come si scrive la S, e allora spiego la S un'altra volta. Allora è un gruppo, un son consonante che è quel sh, è tipico della lingua italiana, soprattutto. In furlan è un tic difficile chiattarlo perché si può chiattare la S e la C che vengono pronunciate staccate, oppure la S e la C che vengono pronunciate insieme. Ma che succede? A livello di grafia la roba cambia. Ad esempio, quando queste due lettere qui vengono staccate, avvengono parole come una scae, sentite? Scae, se invece avessimo da lei solo la forma italiana, viene fuori sciae, no? In furlan invece noi marchiamo la S da Bessole e la C da Bessole. Quindi quel che vorrei dire un gruppo consonanti che in realtà sono due consonanti mettute una d'ogni di create. Oppure che i frutti che non fanno i bracci acchiappano un bel scapelotto. Io adesso che viene sempre dividuto. Se una persona dice che pensa, è una persona sclette. Io adesso sempre dividuto. Che succede? E questa è che hanno il plagio ai furlans. Quando anda a scrivere. Quando io ho parole, dove il son alle compagne dell'italiano, faccio un esempio, la parola scena, che è sull'italiano, occhio, sull'italiano, in furlan ci diventi una bruttura, però si scrive così, si scrive sene. Se io ho la parola italiana scenario, in furlan diventa scenari. Quindi ci avete capito da questo, che in tagno son la C io non la scrivo. Facciamo un altro esempio. Sciare, e in sale brut, in furlan si scrive sia, che dopo un lei scia, però per grafie correttamente si scrive in questa maniera. Quindi pensate, not ci che abbiamo scoperto insieme, abbiamo scoperto la Z, la S, sorde sonore e che sgroppa qui per finire la serata. E dopo che abbiamo scoperto tutte queste regolute, per scrivere in forma corretta la nostra lingua, us saluti come sempre, ricordando che queste puntate, come tutte le puntate del corso Imparare il Furlan, si può ignorare anche in repliche. Per un not abbiamo finito, non poteva mancare come sempre il canton dal no così ma colà, ricordando allora che non si dice menuore, ma si dice brut, come che la detto mio figlio, mamma come il brut che si mangia, sì, come che le si scrive in questa stessa maniera. Mandi di tutti e rivedrci alle prossime puntate dal corso Imparare il Furlan. Mandi dal disegno per furlan che tu ti visi quando tu sei lontano non tu vioderà qui sa per troppo